Anche se con un po' di ansia siamo felici che la nostra cassa processionale, grandiosa cassa processionale di Santa Caterina, possa essere in mostra assieme alle altre opere di Anton Maria Maragliano. Dal punto di vista pratico, lo smontaggio e il trasporto, cioè quanti passaggi richiede il lavoro? È uno smontaggio molto complesso. Fortunatamente chi l'ha fatto qui sono professionisti che fanno questo con grande cautela e grande competenza, accompagnati anche dai restauratori, dalla sovrintendenza. Definiamo queste casse processionali delle vere e proprie macchine devozionali, macchine nel senso più nobile della parola, perché si muovono durante le processioni, ma anche perché vengono costruite con incastri molto precisi, sono frutto della collaborazione di doratori, intagliatori, coloritori, quindi sono dei veri e propri teatri in movimento, quindi smontarli richiede la perizia come se si dovesse costruire un palco per un teatro. Quale significato ha per la confraternita il fatto di prestare una cassa processionale di questa importanza ad una mostra di livello comunque nazionale almeno? Questa mostra è un'occasione per far vedere in un unico luogo opere che sono disseminate in tutta la Liguria, da Savona a Sestri Levante, da San Michele di Pagana fino ad Arenzano. Quindi vorremmo che dopo questa mostra venisse la curiosità di vedere queste grandi opere nel loro luogo. Quindi è questa l'occasione che noi vorremmo, dare uno stimolo poi a seguire queste opere nel loro territorio.